Buonasera. Avete visto e avete ascoltato la forza enorme di queste candidature, di chi ha preso la parola, di chi è in sala. Non c'è più nessuno, non per mancanza di rispetto, ma perché per fortuna in tutta Italia in questo momento c'è una bellissima campagna elettorale. Anche io, prima di finire la serata, ho altre 2, forse 3 appuntamenti. Domani sarò in Piemonte per 7 appuntamenti. Ieri ero a Napoli. C'è una bellissima mobilitazione ed è una mobilitazione che servirà e cambierà la storia di questo paese. E io vorrei intervenire per dirvi semplicemente una cosa. Va benissimo essere convinti delle nostre idee, tenere appuntamenti come questi, però quello che dico in tutta Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, è anche lanciare un appello. È tornato il momento di combattere tutte e tutti, in ogni momento della giornata. Mancano 2 settimane, ma questa non è una campagna elettorale che si potrà vincere solo aspettando gli esiti di Bruno Vespa porta a porta, da Floris, da Ballarò, dalle trasmissioni televisive che comunque faremo e andremo combattendo sui Twitter, che pure faremo sui social, dove comunque combatteremo. Viviamo in un passaggio della storia italiana dove è fondamentale che tutti sentano sulle proprie spalle l'orgoglio e il coraggio di condurre a modo proprio però una piccola grande battaglia politica, nelle strade, nei posti di lavoro, nelle scuole, nell'università, e va fatta perché in gioco non c'è solo un'alternativa di programmi. Lo avete ascoltato, questa volta in gioco non ci sono solo programmi diversi, di centrodestra, di centrosinistra, moderati, civici, no, c'è qualcosa di più. Ed è questo quel substrato che ci mette a volte un po' di inquietudine, non paura, perché dobbiamo combattere. Questa volta c'è qualcosa di più. Il populismo o il nazionalismo non è una forma di conservatorismo dell'esistente, è una forma di innovazione regressiva che dice una cosa semplice e drammatica. Il problema non sono i programmi, ma il problema è la democrazia liberale del nostro paese e della nostra Europa. E cioè lo mettono in discussione l'idea stessa, Orban lo dice in maniera chiarissima, della democrazia liberale, cioè di regole date e certe dentro le quali si combatte con idee diverse. Il populismo in Europa e in Italia comincia a dire una cosa diversa e drammatica. Sostituiamo questo sistema di regole, sostituiamolo con un modello di vita democratica per cui si passa alla democrazia della maggioranza, l'ha detto prima Carlo. Si combatte, chi vince non governa, ma comanda, e chi perde obbedisce a chi ha vinto. Questa è la posta in gioco e questo deve spingerci tutte e tutti questa volta veramente a combattere, ognuno come può, una grande battaglia politica. E per farlo e per vincere, perché io sono sicuro che vinceremo, occorre fare anche delle cose semplici. La prima che vi chiedo è: guardate in faccia e dentro gli occhi, per favore, le persone che ci circondano, le persone in particolare che non ci hanno votato, coloro che hanno detto in quella giornata drammatica di un anno fa: io non vado più a votare, rimango a casa perché, eccetera, eccetera. O anche qui chi ha votato Lega o chi ha votato 5 Stelle o chi ha votato altri partiti. Noi dobbiamo aprire una grande mobilitazione di riconquista di consenso, e dico guardando agli occhi delle persone, perché una parte importante di italiane e di italiani è stata catturata dalla paura, e tanto consenso noi lo abbiamo perso perché in questo paese è diffusa nell'animo umano delle famiglie, delle persone, una percezione di paura che rende fragili gli individui, e questa paura e questa fragilità è stata catturata non da chi risolve i problemi, ma di chi li rappresenta, chi li usa, li brandisce come una clava sulla testa della democrazia. E noi non dobbiamo aver paura di guardare quelle paure delle persone, anzi, io dico quelle paure hanno un fondamento. Spesso quelle paure delle persone sono paure giuste,
alle quali i democratici devono guardare e dare una risposta migliore e diversa. E sapete perché sono giuste? Sono giuste perché qualcosa è accaduto in Italia in questi 20 anni. In Europa è accaduto qualcosa in questi 20 anni. Sicuramente è accaduto che all'improvviso la crescita di altri mercati in Asia, ma anche nella nostra vicina Europa, ha prodotto un crollo della quantità della ricchezza prodotta nel nostro paese e nel nostro continente, e questo ha creato paure. Ci sono persone che avvertono nei fatturati dell'azienda una fatica a stare nella competizione, ci sono certezze che non ci sono più, e questo ha reso le persone più egoiste o tendenzialmente più fragili, perché non credono più nel futuro. Mio papà è marchigiano, come tanti veneti, immagino, mi racconta sempre che in cucina c'era il cassetto del chiodo. Il cassetto del chiodo si prendeva col martello e mio nonno sulla cinta faceva il buco per stringere la cinta. La generazione che ha ricostruito l'Italia aveva più fame della generazione di oggi, ma dentro c'era una voglia di combattere e la certezza che il giorno dopo sarebbe stato comunque migliore del giorno prima. Ed era l'ottimismo che dava di fronte ai problemi il coraggio di combattere. Oggi questa capacità di mostrare un futuro migliore è più difficile e quindi vincono le paure. E l'altra grande cosa che è accaduta è che anche questa noi dobbiamo guardare negli occhi, alla quale dobbiamo guardare, perché altrimenti noi non riconquistiamo gli elettorati, e che è giusta quella percezione di paura quando poi ci accorgiamo che negli ultimi 15-20 anni non solo c'è stata meno ricchezza, ma incredibilmente è cresciuta come non mai negli ultimi 70 anni il livello drammatico della disuguaglianza sociale dentro questo paese. E troppa gente ha visto come tanti diritti elementari sono venuti meno e una parte piccolissima di italiani è sempre diventata più ricca, o di persone nel mondo, perché il modello di sviluppo, non il nostro, ma quello imposto dall'economia globale, ha creato quanti? 190, 110, ci sono tante indagini, ma forse 100 esseri umani che detengono la gran parte della ricchezza mondiale. E questa è la grande cosa. Raccontate la verità, raccontiamo la verità. Sì, un anno fa un grande consenso delle persone che avevano paura è stato catturato da questa velleità del progetto politico, spesso violento, spesso inquietante, che non è fondato su un'idea di futuro, ma sulla riproposizione di modelli del passato, come quel passato drammatico che noi non permetteremo mai che ritorni, che vede Orban e Salvini sulla torretta militare ai confini dell'Europa col filo spinato, il binocolo che guarda al futuro, cerca il nemico, perché il sangue degli italiani ha portato alla pace e alla stabilità. Eppure noi oggi possiamo combattere e raccontare la verità, perché il bilancio di questi 10 mesi, 11 mesi di governo è un bilancio drammatico. Le aspettative che avevano suscitato rispetto a un miglioramento delle condizioni materiali di vita si stanno rivelando in realtà in questo paese una tragedia per gli italiani. Il ministro del tesoro di questo paese, e qualcuno lo deve raccontare, ancora 48 anni fa ha detto la verità, ha detto dopo le europee noi dovremo prendere atto che i conti pubblici dell'Italia sono fuori controllo e o aumentiamo l'IVA in tutto il paese o faremo dei drammatici tagli alla spesa sociale, 24 miliardi di euro di tagli. E quella Lega che qui ha posto le proprie radici è quella forza politica che ha condannato l'Italia e queste terre all'improvviso, al crollo del fatturato delle aziende, all'aumento della disoccupazione, al crollo della quantità dei consumi. Lo dico da presidente di regione, è un dato drammatico che Salvini nasconde quando sale sui palchi. Ma giovedì scorso sono arrivati i dati a tutte le regioni italiane sulla domanda di aumento di monte ore di cassa integrazione rispetto all'anno scorso, e l'Italia anzi un più 25% di cassa integrazione domandato dall'industria italiana. Perché? Perché l'Italia è ferma, paralizzata da un litigio continuo fondato
sulla gestione del potere, e a me non interessa l'ipocrisia di questo scontro, per questo dobbiamo combattere. A me non interessa il teatrino di Di Maio che dice allo stesso momento: ho paura di Salvini che si allea con i nazisti, ma poi gli permette coi suoi voti di fare il ministro degli interni della Repubblica Italiana, perché questo è un elemento di ipocrisia di chi occupa il potere. E quindi va costruita su questo l'alternativa, una proposta diversa che riapre una speranza possibile. Hanno catturato, questo è il nostro spazio, hanno catturato le paure degli italiani, e oggi però quella velleità ha prodotto un disastro. E se vi chiedono qual è la differenza tra noi e loro, guardate, è proprio qui la differenza, è su questo punto. Loro sono coloro che raccontano i problemi che creano le paure agli italiani, noi dobbiamo essere quelli che risolvono i problemi che creano le paure agli italiani. E questo lo si può fare se c'è una mobilitazione, una capacità di dialogo, una capacità di confronto, il ritorno nei luoghi che consideravamo ormai off limits, perché sentivamo che le persone si erano perse. E questa situazione catastrofica dell'Italia, purtroppo, non è casuale, no, ma è figlia di una grande miopia politica. La Lega di Salvini, che in queste terre è così forte, ha fatto una scommessa nella costruzione del partito nazionale, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ma ha commesso un grave errore che comincia a pagare, comincia a far sentire questo problema. Nell'errore è il fatto che la Lega di Salvini non è fondata su un modello di sviluppo e di crescita dell'Italia, è fondata su quanto c'è di peggio nel genere umano, è fondato su una parola, di fronte alle difficoltà è fondata solo sull'odio, la ricerca del capro espiatorio, il nemico da combattere. E vedete, questo non solo è devastante dal punto di vista etico, e per noi sicuramente lo è, ma la cosa peggiore è che questa cultura dell'odio non solo è moralmente inaccettabile, ma per un paese moderno è anche inutile, perché l'odio non crea lavoro, l'odio non crea fatturato per le aziende, l'odio non crea sviluppo, l'odio non crea benessere per le nostre famiglie. E la crisi della Lega si comincia a intravedere perché quel compromesso che hanno trovato sta fermando l'Italia, con i cantieri chiusi o con un continuo drogare le cronache quotidiane dei provvedimenti che tanto anche loro sanno con questo governo non si faranno mai, dall'autonomia alla buffonata di ieri del decreto sicurezza 2, che è una vergogna. Sapete perché? È una vergogna perché noi possiamo chiedere la sicurezza, ma sicurezza e politiche per la sicurezza vogliono dire cose ben precise. Vuol dire investire sulle forze dell'ordine, vuole dire presidi nei quartieri, vuole dire investimento nei patti con i comuni per avere più controllo dei quartieri a rischio. E fatemelo dire, sicurezza per un quartiere vuol dire anche cultura, sport, socialità, apertura di spazi sociali, non trovarsi soli, non trovarsi marginali, no! Loro hanno scritto un decreto sicurezza dove l'unica vergogna che hanno introdotto per guardare la pancia e alla pancia degli individui sono riusciti a dare nel 2019, dopo oltre 70 anni di storia repubblicana, un prezzo alla vita, e cioè chi salva un immigrato in mare avrà una multa di 5.000 euro. Se c'è una differenza è che noi rifiutiamo di pensare che un essere umano, se sta morendo dentro il mare e uno lo salva, io devo decidere se pagare una multa di 5.000 euro. Ma è questa la sicurezza che propongono o non c'è bisogno di un'alternativa? Ecco a che cosa serviamo qui, da qui al 26. Perché se voi mi chiedete, Nicola, ma tutto questo che stai raccontando è sufficiente a produrre nelle persone, nelle donne, negli uomini, negli individui un ripensamento, uno spostamento? Beh, io vi dico la risposta, se non c'è battaglia politica, è no. Se non c'è una battaglia corpo a corpo, di iniziativa individuale, che spiega
che mette in campo un paese alternativo? No, non è detto, anzi, io vedo in tante irruenze, in tanta violenza, la proposizione quasi della terza fase della stagione del populismo. La prima è stata quella della raccolta del consenso, la seconda del governo, ma loro si stanno preparando a far precipitare la situazione, e se non ci sarà un'alternativa pronta per la terza fase del populismo, che sarà quella drammatica del colpo alle istituzioni democratiche della Repubblica Italiana, inventandosi l'idea dell'uomo solo al comando, dell'uomo forte al comando. Ecco perché combattere. E combattere vuol dire avere in testa un'altra idea d'Italia e dirlo a testa alta. Ora propongono la flat tax, hanno la faccia tosta di dire nel paese che ha il più alto tasso di disuguaglianza sociale di tutta Europa, di proporre un sistema fiscale, la flat tax, che propone che il ricchissimo paga le tasse allo stesso modo dell'operaio della sua azienda. Una vergogna non solo anticostituzionale, ma una vergogna perché distrugge un elemento elementare della convivenza civile. Chi più ha, più dà, è scritto nella Costituzione, e noi combatteremo per far vedere la differenza. Noi non diremo solo no alla flat tax, ma noi diremo: se ci sono questi 15 miliardi di euro, se ci sono, noi decidiamo e indicheremo agli italiani dove metterli, lo sappiamo dove le dovremo mettere, tutti ad abbassare le tasse sul lavoro, sui bassi redditi, per alzare i redditi di questo paese, perché non ci sono più consumi, perché in Italia anche chi lavora non ce la fa arrivare a fine mese, perché è crollata la capacità di spesa dei redditi. Oppure riprendere la stagione degli incentivi alle imprese, oppure è stato detto, rimettendo al centro il tema della scuola, subito, lo faremo la prossima settimana per dimostrare la differenza. Dice: sono avanzate da quota 100 4 miliardi di euro, bene, noi proporremo, proprio perché crediamo nella scuola e nella formazione, e io giudico una vergogna che sia scomparsa dall'agenda italiana il tasso di evasione scolastica del nostro paese. Beh, se vi chiedono chi siete, noi siamo quelli che depositeranno alla Camera e si batteranno in questo paese, che con 4 miliardi e mezzo, e si può fare, per tutti i redditi sotto i 30.000 euro, dall'asilo nido fino all'università, per combattere l'evasione scolastica. Chi ha figli non deve spendere un centesimo per farli studiare, perché l'evasione scolastica e l'evasione universitaria in un paese civile è immonda. Ed è qui la differenza tra due idee di possibile sviluppo di paesi diversi, ed è per questo che ci serve l'Europa, perché senza Europa noi non ce la facciamo, lo ha detto Carlo, l'hanno detto tutti. Qui c'è un altro grande imbroglio, e il grande imbroglio è proprio l'idea del nazionalismo come soluzione ai problemi che abbiamo di fronte. Ma è il nazionalismo, e casomai è questa Europa troppo delle nazioni, che blocca lo sviluppo del paese e che ci rende deboli nella capacità di affrontare grandi questioni, quelle immediate come l'immigrazione, come è stato detto, perché non essendo materia europea decidono gli Stati, e gli Stati non si assumeranno mai le responsabilità collettive, e dentro gli Stati gli alleati di questo governo sono i più egoisti. No, il nazionalismo casomai è quello che ha illuso altre generazioni, che bisognava solo pensare a se stessi, e lo dico in Veneto, e cioè in un paese, in una regione di frontiera. Voi conoscete più di altri italiani che cosa è stata in questi decenni passati, negli ultimi 300-400 anni, vivere in un'Europa che si fondava sui nazionalismi, e quindi sugli egoismi. E gli egoismi e i nazionalismi a volte hanno portato alle dittature, e per 2 volte hanno portato alle guerre mondiali. Non dimentichiamolo mai a chi oggi sui palchi di questo paese alza la bandiera del nazionalismo. In realtà la verità è l'opposta, è che noi non ce la facciamo come paese membro, come non ce la fa nessun altro paese europeo, a stare nella competizione internazionale da soli rispetto al grande gigante della Cina, della Russia, degli Stati Uniti, del Brasile. O noi italiani insieme all'Europa
aggrediamo e combattiamo come un grande attore continentale, oppure non ce la faremo mai. Certo, imponendo noi la nostra agenda, ma solo l'Europa, ad esempio, può porre fine e parlare ai commercianti, ad esempio, dei nostri borghi e dei nostri comuni sulla vergogna che sta accadendo ormai da decenni con il commercio online, e imporre finalmente la fine dei paradisi fiscali per cui si compra nei nostri quartieri e si pagano le tasse con la concentrazione delle ricchezze. L'Italia, un paese membro, non ce la farà mai, sarà una battaglia dura, ma l'Europa lo può fare. È l'Europa che può intervenire con il piano europeo sulle infrastrutture, che investe, o come abbiamo detto, se c'è la nostra Europa, non considerare tutto il debito allo stesso modo, ma per creare lavoro mettere gli investimenti fuori dal contratto o dai trattati. Dobbiamo rivedere i trattati, anche quelli firmati. Sì, noi dobbiamo rivederli i trattati, perché io voglio difendere l'Europa, ma voglio che ci sia un cambio di passo e che il tema dell'Europa ora sia la crescita, lo sviluppo, il lavoro, la scuola, la difesa delle persone di questo continente contro la violenza della politica dell'economia globale. E per questo bisogna battersi. Ma io so una cosa, che se vince l'altra idea, chi produce, chi studia, chi ha famiglia, chi è disoccupato sarà molto molto più solo, avrà molta più paura, sarà molto più vulnerabile e forse sarà molto più funzionale a riproporsi in forma forse nuova di progetti autoritari che restringono la libertà degli individui. Quello è il disegno politico e noi dobbiamo combattere per quello. Fatemelo dire con una battuta, ma è così. Per salvare l'Italia nuovamente occorre una grande mobilitazione popolare dei democratici italiani, dal nord al sud del paese, oppure non ce la faremo. Ecco la portata della campagna elettorale. E per farlo, infine, fatemi dire, ora lo possiamo fare a testa alta, anche per le scelte che tutti insieme abbiamo fatto per queste elezioni europee. Noi abbiamo raccolto l'appello che ciascuno di voi, anche qua in Veneto, quando scendevo dalla macchina da un anno, tutti mi hanno sempre detto, dal nord al sud, a prescindere dal congresso, da chi votavano o non votavano, non c'entra niente quello. Ma se c'è una cosa che il nostro popolo ci ha detto, soprattutto dopo la sconfitta del 4 marzo, denunciando la nostra incapacità di essere percepiti come un'alternativa, è stata solo una parola che ho ascoltato in tutti i dialetti italiani. E questa parola è stata: Nicola, adesso basta con i litigi, unità, 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 unità. Quel simbolo là, la lista unitaria del Partito Democratico, fatta con Carlo, ma fatta, come avete visto, di donne e di uomini straordinari, provenienti da storie, percorsi differenti. Sì, è una lista ricca. E voi non avete l'idea, la fatica all'inizio, la fatica, quando dicevano se c'è Tizio però non ci può essere Sempronio, se c'è Sempronio non ci può essere Caio, ma abbiamo combattuto, e abbiamo combattuto per un motivo, perché se è vera la nostra analisi, ed è vera, e cioè che l'egemonia culturale e politica di questo paese è ricaduta in mano a chi non crede nella democrazia, non ci può essere neanche un piccolissimo motivo per andare divisi e permettergli di vincere le elezioni europee e poi le elezioni politiche. E quindi dobbiamo combattere per essere uniti e credere in questa grande scommessa che abbiamo voluto. E trasmettetelo questo messaggio. Trasmettetelo, perché troppe furbizie si stanno affacciando nelle ultime 2 settimane di campagna elettorale, come i finti litigi continui che vogliono costruire maggioranza e opposizione, salvo poi dire no, governeremo insieme per 4 anni. No, in quella scheda elettorale che gli italiani avranno in mano, a tutti coloro che hanno capito che questo governo non ce la fa, o che questo governo è pericoloso, o che le teorie di Salvini sono inquietanti, in realtà la verità ci dice
che solo la vittoria di quel simbolo garantisce dal 27 che questo governo se ne va a casa e si apre una nuova stagione politica. Altre possibilità non ce ne sono e questo è un buon motivo per